Negli ultimi mesi abbiamo rilevato appunto queste situazioni di vandalismo, di incuria da parte di soprattutto minori. È l'allarme lanciato dal sindaco di Noventa Vicentina, minori sempre più protagonisti in negativo delle cronache, dal litigio per questioni di spaccio agli atti di vandalismo dietro al Teatro Modernissimo con tanto di scritte ingiuriose verso i carabinieri. C'è stato un episodio, tra l'altro, nei pressi delle scuole, in modo particolare in Viacero, un gruppo di ragazzini che alle 19:30, quindi un orario serale, prima di cena, avevano preso a calcio una porta di una palestra. Noia, rabbia, maleducazione, scarso rispetto del bene pubblico animano questi giovanissimi di Noventa a distruggere, violare beni della comunità piuttosto che finire le serate in rissa, azioni che non cadono nel nulla ma hanno delle conseguenze. Viene vissuta come un gesto così privo di conseguenze. In realtà non è così, perché quando superano l'età di 14 anni sono penalmente perseguibili e puntualmente noi in ogni intervento, quando riscontriamo la presenza di minori che hanno superato i 14 anni, procediamo al deferimento all'autorità giudiziaria del Tribunale dei Minori di Venezia. Diversi quelli intercettati e denunciati dalla polizia locale anche a Noventa, fondamentali in questi casi le segnalazioni dei cittadini in supporto al lavoro delle forze dell'ordine. L'avvisare in modo tempestivo, dare le giuste indicazioni a chi nel territorio lavora per la nostra sicurezza è importantissimo.